Accusato di furto perché sono nero. È convinto di questo Dani Leivan Concession, di origine dominicana, fondatore della scuola di ballo Puppets Family di Treviso. Sabato sera con alcune sue ballerine si trovava per uno spettacolo in un locale di Loria quando le cameriere si sono accorte che erano spariti dallo spogliatoio 20 euro e 3 anelli. A raccontare quanto accaduto lo stesso imprenditore trentenne in Italia da quando aveva 9 anni. Ha spiegato di essere stato accusato del furto e di aver aperto il proprio zaino per dimostrare la sua innocenza. Ma nonostante questo, continua Dani, sono stato cacciato dal locale e non siamo nemmeno stati pagati per lo spettacolo. Secondo il ballerino si tratterebbe di un nuovo episodio di razzismo dopo quello accaduto appena una settimana fa a Ponte di Piave, dove un trentenne senegalese era stato insultato per il colore della sua pelle da un cittadino dopo che gli aveva chiesto un'informazione. Ma i titolari del locale di Loria rigettano ogni accusa di razzismo. Si è trattato di un malinteso, il colore della pelle non c'entra nulla. Le cameriere hanno detto di essere state derubate e gli unici a essere entrati nello spogliatoio sono stati il ragazzo e le ballerine, spiega il titolare, che aggiunge ancora: non sarebbe cambiato nulla se fosse stato bianco. Abbiamo solo detto che prima di pagare avremmo voluto verificare le immagini delle telecamere della videosorveglianza, che però ovviamente sono fuori dallo spogliatoio. Vorrei precisare, continua ancora il titolare, che non c'è stata alcuna forma di razzismo nei confronti di nessuno, è un sentimento che non appartiene né a me né al nostro locale. Speriamo che ci sia un chiarimento al più presto.